Conferenza stampa stamani in questura ad Agrigento per illustrare l'operazione sul Light Drug. L'indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento. L'indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, diretta dal dottor Luigi Patronaggio. In particolare la squadra mobile della città, diretta da Giovanni Minardi, ha sviluppato tra maggio e settembre del 2018 un'attività di indagine tradizionale e tecnica con l'ausilio di telecamere che hanno permesso di acclarare numerose cessioni di stupefacenti effettuate dagli odierni indagati nel centralissimo piazzale Giglio, meglio denominato piazzale Asser, a San Leone, costoro non curanti dei numerosissimi passanti che affollavano quel sito, come si vede dalle immagini, senza alcuna remora e precauzione vendevano vari tipi di stupefacenti. La misura cautelare richiesta dal GIP ed emessa dal Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, su richiesta del sostituto Gloria Andreoli, ha disposto gli arresti domiciliari per Alessandro Calogero Trupia dell'89, Auri Fesal del 92, l'obbligo di dimora in Agrigento per prescrizioni per Luigi Andrea Di Marco del 99 e per BA classe 97 e ancora il divieto di dimora nel territorio agrigentino per un altro soggetto. Nel corso delle indagini sono stati effettuati numerosissimi sequestri di sostanze stupefacenti del tipo hashish, anfetamine, ecstasy, cocaina per un totale complessivo di circa 250 grammi. Non può non evidenziarsi, come detto appunto da Minardi, che i numerosi episodi di spaccio effettuati senza precauzione alcuna nella suddetta pubblica piazza non sono mai stati oggetto di segnalazione in questura. La misura è stata sospesa per Luigi Andrea Di Marco, il quale, rintracciato a Palermo all'atto della rituale perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 130 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, un bilancino e un cutter. Per tali ragioni veniva tratto in arresto in flagranza di reato. Il senso di questa operazione è un'attività fatta dalla squadra mobile di Agrigento nell'estate scorsa. Siamo arrivati ad avere queste misure da parte della dottoressa del GIP di Agrigento, la dottoressa Vella, e praticamente abbiamo fatto solo 2 arresti come arresti domiciliari, più altre 2 misure minori. Il senso più importante dell'operazione è quello che abbiamo notato nel filmato, ovvero un gruppo di ragazzini che spacciano al centro di San Leone e nessuno che fa segnalazioni. Questa è la cosa, diciamo, che è il rilievo maggiore di questa operazione. Abbiamo questi ragazzini sui quali abbiamo individuato e videoregistrato numerosissimi episodi di spaccio. Riusciamo a sequestrare 250 grammi sui singoli, il totale 250 grammi di droghe varie, quindi hashish, cocaina, estasi. Eppure quindi corrispondono veramente a un numero elevato di episodi di piccolo spaccio. Eppure le segnalazioni non sono mai giunte. Dico, possiamo credere che al di là del fatto del nostro controllo delle pattuglie, delle forze dell'ordine, che ovviamente quando vengono notate i ragazzi sicuramente adottano delle cautele, ma con quello che avete visto non c'erano molte cautele e di fatto gli episodi avvenivano in maniera continua. L'appello che avete fatto oggi è anche di usare UPOL. UPOL è un'applicazione della Polizia di Stato che esiste già da tanto tempo, permette di segnalare in forma anonima con video, con foto oppure semplicemente con un messaggio di testo, inviare la propria posizione e dire il reato che si sta compiendo, che sia bullismo, che sia spaccio, che sia qualsiasi altro reato, scaricandole l'applicazione esiste sia per iPhone che per Android. È di assoluta semplicità di utilizzo e permette in tempo reale di individuare una tipologia di reato e comunicarlo alle forze dell'ordine competenti per territorio che possono istantaneamente intervenire. La cosa più allarmante è l'età così giovane dei ragazzi che spacciano, no? Anche spesso all'insaputa dei genitori. Ma dico, sicuramente la questione, ci possono essere dei genitori che possono notare una particolare disponibilità di denaro da parte dei figli, ma tutto quello che succede fuori, dico, diventa tante volte complicato. Dico, non mi sento né di recriminare sui genitori che possono avere questo tipo di problematiche per i loro figli, posso solo consigliare di tenere gli occhi molto aperti e stare attenti anche ai piccoli dettagli. Quindi un appello ai genitori allora è importante, no? Nel consigliare, vedere e osservare i propri figli.
Questo sicuramente, considerate che non esiste, rivolgendosi a degli uffici di polizia, che una segnalazione da parte anche di una persona molto vicina, di un parente, circa delle attività da parte del figlio che possono essere interessati in questo tipo di ambiti. La persona viene in qualche maniera, il nominativo della persona segnalante viene assolutamente tenuto riservato. Quindi anche, come si suol dire, se la madre dice mio figlio ha della disponibilità di droghe, noi ci attiviamo con le nostre attività, ma sicuramente non andiamo a creare il problema, come suol dire, in famiglia tra madri e figli o fratelli e sorelle.